dalle ultime scoperte scientifiche ci sarebbe ancora un altro asteroide che sarebbe pericoloso per la Terra. In effetti quell'asteroide si chiama FT3 e passerà esattamente il 3 ottobre 2019 molto vicino alla Terra. Diciamo che la sua probabilità non è bassa, non è alta. Il problema è che questo oggetto è gigantesco, cioè è 340 metri di diametro, quindi è una cosa davvero enorme. In caso di impatto con un oggetto simile, ciao ciao quasi a tutti. Ciao Alessandro. Quindi diciamo che questo è il primo 165 asteroide che tra il 2019 e il 2116 ci saranno in avvicinamento sul nostro pianeta, quindi questo è il primo vero pericolo, diciamo, che può capitare, diciamo, davvero. Quindi non sappiamo, purtroppo, sempre ripeto, comunque non diranno mai nulla, anche se ci sta un altro asteroide, il QV89, che il 9 settembre potrebbe anche colpirci, quindi diciamo che già ce ne sta uno prima di ottobre, quindi stiamo messi abbastanza male. Quindi non sanno giustamente perché passerà sicuramente a una distanza di sicurezza, però come sempre la Terra può, diciamo, la forza di gravità può attirare verso sé questo asteroide, quello è il pericolo, diciamo. Passa sì a un, diciamo, al di sopra di questo, diciamo, pericolo e non pericolo, però se l'atmosfera nostra o diciamo, la forza di gravità lo attira a sé, e allora ragazzi non c'è nulla da fare, quindi è questo il solo pericolo, cioè passerà una distanza di sicurezza, sì, d'accordo, però tutto può succedere come tutto non può succedere. Questo è quello che dicono gli scienziati sono preoccupati su queste remote possibilità che la forza di gravità possa attirarlo verso la Terra. Quindi se le probabilità sono al 30%, se in quell'attimo la nostra forza di gravità del pianeta lo attira a sé, può cambiare dal 30% all'80%, quindi è sempre una questione di probabilità, ragazzi. Quindi diciamo esiste sempre quel pericolo che possa verificarsi, quindi speriamo di no, però giustamente è meglio se non passassero, così la probabilità non ci sarebbe proprio, quindi è meglio così. Quindi ragazzi, diciamo che in effetti il 9 di settembre ci sta questo qua, poi il 3 di ottobre ce ne sta un altro. Quello del 9 di settembre è molto molto più piccolo, quindi non è nessun chissà che, però l'altro, l'FT3, è gigantesco, 340 metri, e distruggerebbe parecchie cose, quindi il secondo sarebbe molto molto più, 5 miliardi di tonnellate. Pensate un po' quanto pesa sto coso, boh, come si fa a scrivere, quanti numeri ci vogliono, boh, non lo so. Sì, 55 miliardi di chilogrammi. Bah, non si può scrivere sta somma secondo me. Difatti dicono mostruoso oggetto roccioso, quindi roccioso significa pure che è composto da materiale molto duro, quindi fa un bel danno, ragazzi. Vabbè, comunque vi auguro una buona serata, tanto speriamo che come sempre non succeda nulla. Ciao Rudy, e ci risentiamo al prossimo video, ragazzi, e che Dio ce la mandi buona, questo solo possiamo dire. Buonasera ragazzi.